Carabinieri e stradale vengono chiamati per uno scuolabus ribaltato in mezzo alla strada e quando arrivano sul luogo dell'incidente non trovano più l'autista del mezzo. È accaduto sui Colli Euganei fra Arqua Petrarca e Baone, dove uno scuolabus con 15 scolari a bordo si è cappottato mentre percorreva la provinciale 21. Poco prima di un tornante il conducente ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato su di un fianco. A questo punto l'autista, un cittadino romeno di 51 anni residente in zona, si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il condizionale è d'obbligo perché al momento di certo c'è solo che l'uomo è sparito ed è stato ritrovato qualche ora dopo a chilometri di distanza. Lo hanno rintracciato i carabinieri della compagnia di Este che stavano pattugliando la padana inferiore alla ricerca del 51enne. Alla vista dei militari l'uomo ha tentato nuovamente di darsi alla fuga ma è stato bloccato e portato in caserma ad Abano Terme. Per il momento non è in stato di arresto e gli inquirenti stanno facendo luce su quanto è accaduto ad Arquà. La dinamica del sinistro, come pure le cause ed eventuali responsabilità, sono tuttora al vaglio. 8 dei ragazzini presenti nel bus sono stati presi in carico dal SUEM e portati in pronto soccorso a Schiavonia, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Si tratta di giovanissimi fra i 7 e i 14 anni che abitano tutti nei dintorni e che stavano tornando a casa dopo la scuola. Sulla provinciale 21 sono arrivati i vigili del fuoco di Este per mettere in sicurezza l'area e sgomberarla dai rottami. Della vicenda si è subito interessato il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha contattato l'azienda sanitaria per conoscere la situazione dei ragazzi.